Carabinieri in strada e dietro la cattedra per fronteggiare le scorribande della baby gang che sta tenendo sotto scacco un'intera comunità. È solo di venerdì scorso la folle aggressione è costata 30 punti di sutura al gestore di un locale e poi ci sono i continui furti, gli imbrattamenti alle vetrine e pure i bivacchi alla stazione. Il nuovo comandante del distaccamento di Schio, 6 stazioni e poco meno di 100 uomini, ha già il suo piano che parte da un concetto, la prevenzione, attraverso una presenza capillare dei militari sul territorio e tra la gente, giovanissima in particolar modo. Ciò che ci interessa attualmente è sicuramente aumentare in maniera sensibile e puntuale il controllo del territorio, perché è sicuramente l'arma migliore e fondamentale per poter contrastare tali fenomeni. Bisogna mostrarsi, ha spiegato, e visto che il problema è soprattutto di natura sociale, verrà percorsa la strada dell'educazione. Carabinieri dunque anche in classe, studenti a lezione di legalità. Ritengo che i mezzi siano sufficienti sia numericamente parlando che a livello di competenze del personale. Il sindaco di Schio chiedeva addirittura un commissariato in paese, ma per l'Arma uomini e competenze non mancano.